una fase molto difficile, dove io l'unica parola che trovo è quella che ho espresso prima, è quella di ricostruzione complessiva, uno stadio di degrado forte, dove davvero la risposta di un grande capoluogo, il messaggio che il capoluogo lancia alla Regione è il segnale di speranza, di cambiamento e di innovazione. Io credo che i cittadini in questo momento, appunto, la città, dopo quello che ha visto, ecco, la grande distinzione tra un modello particolaristico che è scoppiato, che ha guidato la città, e invece l'alternativa di governo e di amministrazione di un capoluogo di regione serio, competente, ma che soprattutto mette al centro della vita politica della città il bene comune, il bene di tutti i cittadini. Questa è la sfida di un'amministrazione vera e forte per Catanzaro ed è il messaggio che stiamo lanciando alla nostra Catanzaro, fatto di progettualità seria, progettualità forte, ma fatto anche di valori forti, ripeto, che mettono al centro assolutamente il bene comune, è la chiave di volta della nostra città. Grazie. Telefonate, pronto, buonasera, siete in diretta con Articolo 21 e con i candidati a sindaco della città capoluogo di regione. Pronto, buonasera, chiamo da Catanzaro. Prego, il nome, come si chiama lei? Io mi chiamo Massimo. Massimo, prego, la domanda. Volevo sapere se i presenti qui sindaci, se conoscono... I candidati a sindaco. I candidati a sindaco, se conoscono tutti i problemi che ci stanno nei quartieri. Per esempio? Per esempio, il quartiere più antico della città di Catanzaro, vorrei sapere se qualcuno... qui candidati lo conoscessero. Solo questo voglio. Centro storico? No, il quartiere più antico della città di Catanzaro. E qual è? Me lo dice? Scusi, io non so. Me lo devono dire chi è candidato. Ah, chi si è candidato? Se riescono, no, essendo che io non sono Reggino, essendo ospite di questa città da 17 anni, c'è qualche candidato qua che sono tutti di Catanzaro i candidati, tutti di Catanzaro siete, sì, tutti di Catanzaro. Adesso lo chiedo. Voglio sapere, i candidati, qualcuno lo sa, però i nuovi candidati, se si leggono qualche libro... Ok, ho capito, vuole sapere qual è il... Vorrei sapere se sanno chi è il quartiere più antico di Catanzaro. Qual è il quartiere più antico di Catanzaro? Vediamo io se lo lo voglio, so. Grazie. Io lo voglio dire al candidato sindaco Celi. Grazie. Pronto, un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera signora, la domanda. E vorrei parlare dei plessi scolastici chiusi a Catanzaro Lido. Un attimo, chiedo scusa, sento un rumore del telefono, quindi chiudiamo la linea. Prego signora. Pronto? Sì, mi dica. Riguardo ai plessi scolastici chiusi a Catanzaro Lido, il 6° circolo e il 10° circolo, che il candidato Abramo ha visitato in questi giorni. Ok, grazie. Vorrei sapere se è vero o no, posso parlare? Prego. Vorrei sapere se è vero o no che giacciono bloccati in un cassetto del governatore Scopelliti 4 milioni di euro del cosiddetto contratto di quartiere con cui la precedente giunta comunale di centrosinistra stanziava anche interventi per la messa a norma di 5 edifici scolastici della zona sud. Ok, grazie. Abramo, da consigliere regionale, o gli assessori regionali Tallina e Aiello, cosa hanno fatto per sbloccare questi fondi? Grazie signora. Andiamo un'altra telefonata. Dobbiamo rispondere. Allora, partiamo da Carpino. Io penso che... Qual è il quartiere più antico della... Io lo ricordo come la chiamavano la Grecia, la del centro storico. Poi adesso posso anche sbagliare, ma adesso non è che facciamo l'interrogatorio una domanda facciamo tutto qua. Pino. Vabbè, intanto non siamo alla scena doppia, insomma. Va bene, no, ma mi fa piacere. Io rispondo con piacere perché io avevo già intuito la cosa. Il quartiere più antico, in effetti, quello diciamo è la città, è la Grecia. Così ma se parliamo di quartiere chiaramente è Marina, non è nemmeno Lido, è Marina, cioè è quell'appendice della città che è nata nell'800, allora quando diciamo la gente, i nobili della città di Catanzaro solevano scendere al mare, quindi in quel luogo, in quella... Io mi sono foto antica, vecchissima, del bar centrale di Marina. Certo, ma ce ne stanno anche altri. Bellissimo. Io ho la fortuna di avere un ufficio in una casa che è sorta nel 750, è stata completata... Quindi per lei Marina è il quartiere più antico? Io ritengo di sì, il signore forse sicuramente... No, ma io vorrei dire qualcosa in più, perché nella domanda del signore che ha fatto la telefonata, chiaramente, come dire, c'è qualcosa di più. Forse il signore ha voluto dire le condizioni in cui versa il quartiere Lido. Io non ho
Adesso, insomma, se vogliamo soffermarci sul Lido, ritengo lo scelga lei. Però... No, intanto era questa la domanda al volo. Ha fatto una domanda specifica, voleva sapere lui ha detto, voglio sapere se i candidati sanno qual è il centro più antico di Catanzaro. La città è bizantina. Poi di Lido lo stai sviluppando tu la domanda. No, la città è bizantina, quindi deve essere la Grecia. No, guarda, il signore ha parlato di quartiere. Non ha parlato di centro storico. Ha parlato del quartiere più antico. La Grecia è bizantina, dovrebbe essere la Grecia. Comunque andiamo avanti. Sergio, per te qual è il quartiere più antico? È Gagliano. Gagliano? Sì. È Gagliano. Centro storico. Gagliano? Assolutamente sì. Ma non era è il quartiere più storico di Catanzaro. No, perché è il quartiere più storico di Catanzaro? Perché è quello più storico. Più storico di Catanzaro. Per quanto rispondiamo? Per i circoli? No, un attimo. Salvatore. Gagliano, tra l'altro confermo la grande tradizione artigianale anche che aveva il quartiere di Gagliano. Non a caso nel nostro programma parleremo proprio di polo di formazione dell'artigianato da istituire per quella che è la tradizione storica proprio a Gagliano, perché è uno dei borghi più antichi e anche un po' più abbandonati. Quindi è un quartiere dove io mi batto sempre, che è il più degradato ed è il più antico ed è il più bello. Quindi il signore si riferiva a Gagliano? Credo Gagliano, sì. Mi dispiace per voi due, avete sbagliato, non è così. Siete espulsi dalla si riferiva a un'altra non si riferiva alla città, nel senso andiamo nel centro, si riferiva a un'altra cosa, signore. Andiamo ai plessi scolastici. Anch'io sono di là, quindi lo so. Partiamo da plessi scolastici. I plessi scolastici di Catanzaro Lido. Molti dei plessi scolastici vivono una difficoltà, molti non rispettano anche le norme di sicurezza, lo sappiamo benissimo. Il problema è come si spendono i fondi. I fondi vengono spesi male, il bilancio del Consiglio Comunale viene speso male, ci sono soldi che potrebbero essere investiti in queste situazioni, ma invece prendono altre vie. E bisogna dirlo con chiarezza. Se mi darà poi la parola dirò anche in quali vie vanno. Pino. Ha parlato di Lido. Sì, da 2 anni a questa parte il 6° e il 10° circolo delle plessi scolastici elementari di Catanzaro Lido si trovano in condizioni veramente al limite dell'inverosimile. Cioè un plesso scolastico che per motivi di staticità è stato svuotato almeno 2 anni fa e che quindi ha creato disagi notevoli per tutte, non solo per i bambini, che si sono visti trasferire da un giorno all'altro, da una zona all'altra, ma anche per i genitori, costretti a una... È successo anche al Catanzaro a un'odissea. E non solo, ma così facendo hanno creato difficoltà anche presso gli altri plessi dove questi bambini sono stati trasferiti. La situazione è insostenibile. Un lavoro che poteva essere svolto in 6 mesi. Insomma, sono passati 2 anni. Io credo che questo che sarà il sindaco della città è un problema importante che dovrà affrontare. Ma ci rendiamo conto? Lo stesso vale per Fortuna, l'altro circolo di Fortuna. Un plesso così importante in una zona dove la viabilità è talmente diciamo critica, e pensare di trasferire questi ragazzi in altri plessi viciniori, creando problemi alle famiglie e anche alle altri plessi, cioè creando, come dire, disturbo anche a quello che è l'elemento scolastico. Cioè c'è una situazione insostenibile. A me sembra che veramente... insostenibile. Sì, ma la soluzione bisogna trovare adesso. La soluzione la signora l'ha detto. E la soluzione la signora l'ha detto. Ci sono veramente... Io ho parlato con dei genitori che stanno subendo questa situazione di grande disagio. E io aspetterei che la risposta la dia Sergio Abramo. Pare che ci abbia la risposta, mi pare che la signora abbia rivolto in maniera diretta al candidato del PDL la risposta. Sergio Abramo. Mi fa piacere rispondere anche per dare qualche informazione in più su questa materia, come se fossi io il sindaco, fossi stato io il sindaco in questi 6 anni. La signora e Pinocelli mi danno questa possibilità. Benissimo. No, io potrei anche dare la risposta. La risposta l'ha detto la signora. No. Consigliere regionale. L'ha già detto la signora. Consigliere regionale con gli assessori che ci sono al governo e dice Scopelliti ha questi soldi nel cassetto. No, Scopelliti non ha i soldi nel cassetto, Scopelliti ha finanziato il contratto di quartiere, quindi questo contratto di quartiere adesso è presso la Regione Calabria per essere rimodulato
in quanto non avendo speso i soldi dovrebbero ridurre del 20%, quindi significa l'incapacità da parte dell'amministrazione nel momento in cui ha avuto questi finanziamenti di spenderli in maniera veloce. Quindi i cantieri e il problema delle scuole che hanno Catanzaro Lido col 7° circolo e col 10° circolo è proprio questo, caro Pino, perché sono stati finanziati per il 7° circolo circa 200.000 euro da parte della Regione, ma non avendo rendicontato la spesa ancora non sono arrivati questi soldi, speriamo, anzi li stiamo sollecitando, ma il contratto di quartiere è una cosa veramente obbrobriosa, come tutti i finanziamenti che ha avuto in questi anni il Comune sono stati completamente bloccati, e perdere il 20% perché non si velocizzano le procedure con una scuola dove 800 ragazzi, bambini, sono dovuti essere trasferiti tra Aranceto e Corvo, quindi con grande disagio da parte delle mamme perché trovano... Con disappunto per le zone e quartieri? Assolutamente, sono stati stanziati 3,5 milioni solo per quella scuola, ma la cosa drammatica è il contratto di quartiere, che è stato finanziato, predisposto addirittura dalla precedente amministrazione. Ma non c'è giustificazione, Sergio, non c'è giustificazione, non c'è giustificazione, che significa? No, ma io dico chi è stato in politica, insomma noi siamo cittadini che ci stiamo prestando alla politica, ma chi è stato attivamente in politica non può venire qua a dire che c'è i motivi della spesa. Cioè, ha detto ha chiesto la domanda, che vuoi rispondere tu? No, ci sono stati stanziati il contratto di quartiere che ha fatto la mia amministrazione, dopo è stato finanziato e sono praticamente fermi progetti e spese, e oggi veniamo penalizzati per il 20%, appunto, rispondi a questo. Ma guarda che la scuola di Casciolino non c'entra nulla con quando eri tu sindaco, la scuola di Casciolino ha subito quello che ha subito 2 anni fa. Sto parlando del 10° circolo come contratto di quartiere, Casciolino è stato finanziato dalla Regione Calabria, ma anche il 10° circolo è da un anno che è in queste condizioni. Grazie, Salvatore Scalzo. Vuoi fare la polemica? Io trovo anzitutto, onestamente abbastanza inguardabile il fatto, quando si parla di edilizia scolastica, anzitutto parliamo di edilizia scolastica, il problema che noi abbiamo è un problema che evidentemente affonda nella disattenzione di decenni, non è che affonda nella disattenzione di 2, 3, 4 anni o 5 anni, e questo è un punto centrale che va chiarito. Quindi io penso che chi ha fatto politica ha grosse responsabilità, perché quando 15 istituti sono fuori norma, che sono gli istituti del comune di Catanzaro, diciamo quelli di cui è direttamente responsabile, e manca ogni tipo di programmazione, perché il discorso, attenzione, riguardo alle scuole si lega all'assenza atavica di una programmazione nel campo dell'edilizia scolastica. Io dico che c'è un problema molto grave. Poi certo esiste il problema specifico, io sono molto critico perché qua non è un problema di spesa o no, il problema è che i fondi del contratto di quartiere sono bloccati, quei 3,5 milioni che riguardano in particolare il 10° circolo che è stato accennato, e quindi anche lì dobbiamo rivendicare con chiarezza quali sono le responsabilità. Vale per il contratto di quartiere, così come vale per le scuole di Casciolino. Io non devo spiegare, è chiaro che è così, perché ripeto, di togliersi da responsabilità sull'edilizia scolastica per chi ha fatto politica da decenni a Catanzaro, io credo che sia davvero sia impensabile, e penso che chi guarda bene ha ben intelligenza per capire. Noi certo, quello da cui dobbiamo ripartire, perché a me piace, giustamente tu accennavi la soluzione, dobbiamo ripartire da un'idea di programmazione, quindi capire anzitutto il disagio, perché noi dobbiamo assicurare, guarda, la situazione che vive il 10° circolo è assurda, perché non solo quando vengono ammassati negli stessi plessi mancano le garanzie per i bambini, veramente proprio di agibilità all'interno delle aule, ma anche non sono per esempio contenti di tutti i problemi che riguardano i trasporti, gli ingorghi, le difficoltà nel portare e seguire un bambino che va nella scuola. Quindi noi dobbiamo rilanciare una grande programmazione dell'edilizia scolastica, che significa messa in sicurezza e significa costruzione anche di nuovi edifici. Sì, però spiega risolviamo il problema un'altra cosa. No, aspettate, se no non ci sto. Andiamo al turno. Poi facciamo il giro e tu dirai. No. Per me per slogan non si ragiona. No, neanche per allora me. tu mi devi dire con quale fondi. No, tu mi devi dire con quale fondi ristrutturare le scuole. No, vogliamo completare, torniamo al giochino di no, caro Scalzo, perché è bello dire in televisione. È bello dire in televisione. È bello dire in televisione il sistema di trasporto e le scuole scolastiche. È bello dire questo. Toglierti la responsabilità su un problema decennale della città che è l'edilizia scolastica. Tu se vai a guardare nel 2001, caro Scalzo, mi rivolgo all'intelligenza dei catanzaresi. Posso parlare, Rino? Posso parlare? Un attimo, se il dibattito, se il confronto è gradito a tutti quanti,